un progetto importante per il comune di Palma Montechiaro, fatto in tandem con diverse associazioni, tra cui la Farm Cultural Park. Sì, il progetto nasce proprio per consolidare il rapporto che già si era instaurato con la Farm Cultural ed per cercare in sostanza di creare una rete extracomunale tra Palma di Montechiaro, Favara e Sciacca. Il progetto Eco Educazione di Comunità ha partecipato al bando e comunità educanti del 2020 superando la selezione. Il nostro obiettivo è rinsaldare i legami tra tutte le agenzie quindi formative del nostro territorio, le istituzioni scolastiche, quindi le associazioni e ogni altra agenzia formativa, formale e informale. L'obiettivo è quello di intensificare il rapporto che sussiste quindi con i giovani e nello stesso tempo quindi raggiungere l'obiettivo di riduzione quindi della povertà educativa e nello stesso tempo cercare di formare e concretizzare reti interistituzionali. Allora, quando si parla di comunità educante spesso si pensa solo ed esclusivamente ad ampliare le offerte formative ed educative per i ragazzi. Noi crediamo, ed è quello che stiamo cercando di fare sui territori di Agrigento e Trapani, che comunità educante significa anche ampliare gli spazi civici di partecipazione offerti sia agli educatori, sia agli enti, sia alla pubblica amministrazione, sia ai ragazzi. Quindi costruire delle alleanze di sistema che provano a far capire e comprendere che l'educazione non è una cosa che riguarda solo le famiglie e le scuole, ma una cosa che riguarda tutto il territorio e tutta la comunità. Sì, questo è un progetto promosso dall'impresa sociale con i bambini in ambito del fondo del contrasto alla povertà educativa. Questa volta abbiamo voluto coinvolgere anche la comunità di Palma di Montechiaro, molto vicina a Favara. È un progetto che vede coinvolti tanti attori, soprattutto locali, che hanno a cuore la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e soprattutto dei nostri ragazzi. Il progetto Eco Comunità Educanti nasce dall'esigenza di realizzare e costruire società sostenibili e efficaci che possano coinvolgere l'intera società coinvolgendo tutti gli attori vicini ai bambini e ai giovani, partendo dalla famiglia, non più l'unica responsabile dell'educazione in primis, ma tutti gli attori che sono vicini ai bambini, la scuola, gli amici, che possa essere uno spazio ricreativo. Questo progetto è molto importante, è stato accolto dall'amministrazione comunale, dal sindaco Stefano Castellino con molto orgoglio. Abbiamo condiviso, accolto e partecipato per questa grande progettualità, perché consiste in una riqualificazione degli spazi di un territorio che possono essere più poveri di